Serie C femminile si gioca la 14ª giornata. Real Bardolino di scena al Belvedere di Calmasino contro il San Martino. Numerosi temi importanti per questa sfida. Bisogna assolutamente rifarsi della sconfitta subita all'andata per 3-2 appunto sul campo del San Martino. E l'Hellas Monteforte intanto ha fermato la corsa del Prix Le Torri bloccandola sullo 0-0. Quell'Hellas Monteforte che una settimana fa aveva espugnato il Belvedere col punteggio di 1-0. Questa è la formazione scelta da Marina Pellizzerra, anche se ci sarà poi un colpo di scena a fine gara. Sartori, Bianchini, Pompele, Boccagni, Leonesi, Bulgarini, Campostrini, Ecker, Divina, Mascanzoni e Dalri. Si rivede quindi l'attaccante indiana Divina che sarà molto importante in questa partita. Il San Martino con l'allenatore Pasetto scende in campo con Lobaido, Bittante, Allegrino, Zanoni, Modenese, Danese, Zoppi, Residori, Rasetti, Marin e Sassella. Le ragazze di Marina Pellizzerra partono e colpiscono già al quarto, quando da sottorete proprio l'Indiana Divina porta in vantaggio la propria formazione. Solo un minuto più tardi però al quinto c'è la prima amnesia difensiva locale e Allegrino non si fa pregare, mattatrice infallibile sotto porta, segna il pari ospite. Poco male perché la Mascanzoni decide di prendere in mano le proprie compagne e con una bella percussione centrale al decimo riporta in vantaggio le ragazze del presidente Battistoni. Terza rete del Bardolino che non tarda e giunge al 15° con Boccagni. Finito tutto? Nemmeno per sogno. Il San Martino a testa bassa carica alla ricerca della rete che al 35° puntuale arriva con Sassella, lesta nell'approfittare di un altro errore di disimpegno nella difesa del Real. Nella ripresa è prima la Mascanzoni al 34° e successivamente la sempre brava puntuale Ecker alla mezz'ora a suggellare definitivamente la meritata vittoria da parte dell'11 dell'ormai ex allenatore Marina Pellizzerra. È proprio questo, sì, il colpo a sorpresa. Dopo 5 reti all'attivo, 2 al passivo e 3 pari da parte del Real, con una delle formazioni più in forma del proprio girone calcistico, sono il chiaro segnale sì di un'inversione di rotta da parte dell'11 dell'allenatrice Marina Pellizzerra, sceso in campo quest'oggi con il tangibile intento di recuperare il passo falso della settimana scorsa contro l'Hellas Monteforte, ma più che il risultato, a fare da eco al movimento femminile di Bardolino, sono state le inaspettate dimissioni a fine gara dell'allenatrice Marina Pellizzerra, dimissioni irrevocabili come lei stessa ha comunicato. Oggi doveva essere la partita del riscatto, i 3 punti ci volevano, servivano i 3 punti, li abbiamo presi facendo 5 gol, subendone 2, una partita giocata con il pensiero di non sbagliare questa partita, sapendo bene già in precedenza che il Lettori aveva già pareggiato, la partita era pareggiata. Perciò una partita giocata un attimino anche su nervi. Ci siamo riusciti, adesso ci auguriamo che questa settimana ci serva per ricaricare le pile ancora di più, riprendere il cammino che abbiamo perso un po', diciamo, con lo smalto che si è perso durante le festività natalizie, per continuare e riuscire ad arrivare in cima alla classifica.